Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Sui prestiti concessi a persone in crisi economica avrebbero chiesto interessi fra il 10 e il 40% mensili da ricalcolare e parametrare a interessi annui che potevano arrivare anche al 1584% all'anno. È l'accusa contestata a 4 persone di Acireale, destinatarie di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Catania, indagate a vario titolo per associazione a delinquere, usura e abusivismo finanziario. Il provvedimento dell'operazione Arpagone è stato notificato dalla polizia ai coniugi Rosario Fichera di 61 anni e Maria Concetta Torrisi di 52, che sono stati condotti in carcere, oltre che alla figlia Caterina Fichera di 26 anni, che è stata posta ai domiciliari. La Procura di Catania, nell'ambito di indagini a carico di un cinquantenne indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, ha richiesto e ottenuto la misura cautelare della custodia in carcere. Le indagini hanno permesso di scoprire abusi perpetrati da un uomo di 50 anni nei confronti dei suoi genitori anziani. Questi abusi consistevano in maltrattamenti fisici e psicologici commessi sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e alcol. La Prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di 4 salme, compresa quella di un bambino, dalla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana di Lampedusa ad Agrigento. Le salme sono state imbarcate sul traghetto di linea la cui destinazione finale è Porto Empedocle. La cerimonia di addio verrà tenuta nella chiesa Santa Rosa del villaggio Mosè e 2 delle bare verranno tumulate nel cimitero di Comitini. Sit-in di protesta dei lavoratori AST SpA sotto la sede dell'assessorato regionale alle infrastrutture a Palermo. Diversi disagi in città a partire dal traffico in tilt. Le segreterie regionali di categoria contestano con forza l'ingresso dei privati che dovrebbero subentrare alla partecipata regionale. L'ultima notizia è che adesso la delegazione dei sindacati sta aspettando di parlare con l'assessore al ramo che li riceverà a breve. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 18.